Piero Garbellotto e Fabio Chies strizzano l'occhio al mondo dei moderati per recuperare i voti che mancano a raggiungere il 50% dei consensi. Il giorno dopo lo spoglio delle schede, con la coalizione del candidato imprenditore che ha superato il 39% e le liste a supporto del primo cittadino uscente a quasi il 32%, sono gli elettori di Francesca Di Gaspero, espressione di PD e Movimento 5 Stelle, quelli da intercettare. Garbellotto in conferenza stampa esprime pubblicamente la sua stima per Di Gaspero e lancia un messaggio ai suoi sostenitori. Io ho avuto modo di leggere il programma di Francesca Di Gaspero, ci sono degli aspetti dove i programmi si assomigliano molto, ma l'appello che faccio io è quello di leggere il nostro programma e poi di valutare se darci o meno la fiducia. Sicuramente se si vuole un rinnovamento io sono a disposizione per dar tutto me stesso. Il commissario della Lega Gianangelo Boffa e il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo ripetono a più riprese che Garbellotto non è uomo di partito, un chiaro segnale per i moderati. Io non ho tessere di partito appunto perché mi considero moderato, poi chiaramente ho un rapporto, potrei dire di amicizia col governatore che mi sta aiutando in questa campagna elettorale, quindi lo ringrazio. Ma adesso il tema è di restare tra i cittadini, andare a spiegare ancora il nostro programma e poi tra 15 giorni decideranno cosa fare. Il tema forte dei prossimi 15 giorni sarà il rinnovamento per Garbellotto. Chiesi in conferenza con Claudio Toppangia, vice sindaco con all'attivo 399 preferenze personali, sottolinea invece come i consensi raccolti dagli ex assessori e dalla sua civica portino a pensare che i cittadini vogliano semmai continuità. Semplicemente tutta questa voglia di cambiamento non c'era, probabilmente è stata messa sul tavolo da qualcuno che non voleva un cambiamento ma voleva semplicemente portare a casa una città. Garbellotto fin troppo politicizzato, dice Chies, altro che senza tessera. Ma io penso che gli elettori del centro-sinistra, come tutti gli elettori della città di Conegliano, abbiano davanti due scelte. Una scelta fortemente connotata sulla destra e una scelta invece più moderata. Starà a loro scegliere, se un elettore di sinistra vorrà votare Fratelli d'Italia e la Lega, per carità, ognuno è libero di scegliere quello che vuole, però è ben chiaro quali sono le compagini in campo, è inutile che cerchiamo di nasconderle. L'elettorato è più intelligente di quello che noi pensiamo. Chies non si rivolge a Di Gaspero, che durante la campagna elettorale lo ha ripetutamente attaccato. Abituato da segretario provinciale di Forza Italia a trattative ad altri livelli, cercherà canali alternativi per intercettare il voto Dem, perché ora, dice, si riparte dallo 0-0. Alcuni pensavano di chiudere il primo turno, sono rimasti delusi e adesso 14 giorni avvincenti in cui faremo una grandissima campagna.